Penso che sia una buonissima cosa, che sia un buon risultato, insomma, quello che si sia raggiunto. Sì, siamo fiduciosi, dai. Siamo fiduciosi. Il futuro sarà sicuramente migliore. Il futuro sarà sicuramente migliore. All'Onigo, dopo la notizia che sono state ripulite le acque della falda grazie ai nuovi sistemi di filtraggio, c'è ottimismo, anche perché fino ad oggi la gente ha evitato di bere l'acqua dal lavandino. Ultimamente proprio no. Lei No. ha evitato di utilizzare l'acqua del lavandino ultimamente? Assolutamente. Certo, però adesso con queste notizie? Adesso verificherò che siano veritiere, che siano, come dire, che siano ok, che sia tutto a posto, dopodiché vediamo. In effetti all'Onigo la gente vuol vedere per credere. Non so se hanno messo in campo le carte giuste per dimostrarlo. Quindi lei Non sono aspetta di informata. vedere carta canta? Carta canta, esattamente. Carta Aspettiamo canta. di vedere nero su Aspettiamo di bianco vedere. questi risultati. Solo nero su bianco. Le famiglie qui all'Onigo vogliono toccare con mano, d'altra parte sono ancora scottate dall'emergenza FAS. Sì, mia figlia è risultata che li aveva 115 nel sangue. Molto alti. Un livello alto, sì. Le mamme sono preoccupate per il passato, ma adesso i risultati del filtraggio delle acque portano ottimismo sul futuro, anche nelle chiacchiere da bar. Sono tutti contenti se effettivamente funziona, sì. È risolto un problema grosso. Anche il presidente veneto Luca Zaia sorride. D'altra parte l'attività di filtraggio fa parte di un progetto complessivo a cui ha dato impulso lui stesso. Insomma, una volta tanto la politica ha lavorato in silenzio, ma se i risultati verranno confermati ha lavorato bene. Ed è quello che conta di più per la gente, per le mamme, per le famiglie. Beh, bene che sia così, non dico di no. Spero che l'intervento di Zaia sia servito. Se è così, credo abbia fatto una cosa buona, insomma, corretta.